trasmissione, siamo in onda, eccoci, ben ritrovati con l'appuntamento del lunedì con lo sport su friulitv.net. Vado subito a salutare Enzo Cattaruzzi che è già collegato con noi, al quale do il buon pomeriggio. Dunque Enzo, analisi tecnica di quello che è accaduto nel weekend, chiaramente partiamo dalla vittoria dell'Udinese di sabato sera a San Siro, e per questo ti passo subito la parola, perché rispetto a chi sta parlando hai avuto l'occasione di seguirla più dal vivo, nel senso che hai potuto seguire tutti i 90 e oltre minuti, e così volevo sentire da parte tua se quello che poi è stato registrato non solo dai tifosi ma da alcuni colleghi è verità, cioè l'Udinese è uscita dall'oblio secondo te? Ma innanzitutto è una data fausta perché ha celebrato la vittoria, il 4 novembre è l'anniversario della vittoria, per cui una data fausta che ci fa ben sperare, no? Io ho notato che la squadra ha cambiato perché è stata un po' più corta, è stata anche favorita da una crisi del Milan, diciamolo chiaro, però ha saputo tener botta, ha saputo giocare, e poi abbiamo visto Zemura e Bosele che correvano sulle fasce come matti, che hanno bloccato un po' anche Giroud e Bijol, e Perez hanno bloccato anche Giroud e Leao, insomma si sono andati a fare, la squadra non si è sfilacciata mai, ha tenuto duro, e il rigore secondo me c'era tutto, nel mio modo di vedere, perché quando la palla tocca, cioè l'avversario tocca la palla e contemporaneamente anche la gamba o il piede dell'avversario, insomma è rigore, su questo non si piove. È chiaro che qualcuno deve anche, come dire, appigliarsi a qualcosa, perché il Milan ha questi problemi, e siccome, essendo anche di simpatie milaniste, mi è dispiaciuto un poco vedere un Milan che era dei campioni, insomma, Chelsea che è sceso così in basso, insomma, senza una grinta particolare. Tuttavia l'Udinese ha fatto una bella figura. Non solo, io credo che Cioffi, che sicuramente è un motivatore, non ha niente da perdere, può sicuramente cambiare un po' anche le gerarchie, ha un Pereira che in qualche modo fa il libero e va dove vuole, e se l'infermeria gli darà una mano, probabilmente, anche secondo il calcolo delle probabilità, la cosa potrà cambiare. Io penso che l'Udinese si salverà perché ho visto che c'è anche la voglia, anche nell'atmosfera anche giusta, insomma, poi un po' di fortuna ci vuole, ecco. E comunque Senti, la prova del 9 ci sarà già da subito, perché domenica poi ci sarà la sosta, ricordiamo ancora, per la nazionale, domenica al Friuli però arriva un Atalanta con il dente avvelenato. L'Atalanta potrebbe essere per noi veramente un esame di maturità, tra virgolette, vedere se la svolta arriverà. Se arriverà una vittoria sarà svolta, diciamo così, quasi vera. E un pareggio non lo disdegnerei, nel senso che l'Udinese viene fuori da un momento anche psicologico, diciamo così, complicato. In ogni caso ho visto anche un Samarditz che, pur avendo la testa nella Juventus e quindi a Torino, era ispirato, ha fatto un buon, insomma, con tecnica sopraffina, sappiamo, poi l'ha sostituito, ma ha fatto bene a farlo, perché in qualche modo ha ribadito il fatto che tutti sono uguali, tutti si giocano al posto. Per cui mi è piaciuto molto anche Silvestri, che ha fatto queste parate veramente eccezionali, che si può dire che praticamente ha salvato un po' il risultato, e quindi come avesse fatto un gol in più. Naturalmente dopo la Coppa Italia abbiamo visto il sostituto di Silvestri, aveva fatto delle parate al Chelsea, eccetera, davano già Silvestri per finito, invece abbiamo visto che c'è ancora, e quindi io penso che lotterà ancora. Insomma, speriamo bene, perché l'Udinese, insomma, sappiamo che il tifo porta non solo dal punto di vista psicologico un buon umore, ma anche gira l'economia, no? Per cui insomma Certo. dobbiamo dirlo. Certo. Senti, chiaramente per gli esteti del calcio non è stata sicuramente una bella partita, perché alla fine abbiamo visto due squadre che giocavano similari, no? Da una parte l'Udinese che ha giocato di rimessa, visto che oggi il termine è quello, ma dall'altra parte anche un inconcludente Milan, incapace anche sotto di un gol di saper poi costruire, perché se andiamo a guardare il pelo nell'uovo,
forse la più bella parata di Silvestri, avvenuta a pochi istanti dal fischio finale dell'arbitro, ma nel contesto l'Udinese ha trovato una squadra proprio alla sua altezza, nel senso più che una squadra da scudetto, ha trovato una squadra da mezza classifica, no? Come in questo momento è il Milan per i vari problemi che tu hai detto, senza però svilirne, come si dice, la bella prestazione. Dobbiamo dire che insomma forse anche la partita di Coppa Italia in un certo senso è servita a svegliare qualche giocatore che si credeva probabilmente titolare fisso a Divinis, e quel turno di Coppa Italia ha messo in luce, come hai detto tu, anche un altro portiere valido per quanto riguarda la difesa della porta friulana, e probabilmente Silvestri questo ne ha risentito in positivo, chiaramente in positivo, e ha estratto dal cilindro la miglior prestazione stagionale fin qui vista dopo alcuni errori madornali difensivi. Chiaramente, come abbiamo già sottolineato, domenica al Friuli c'è la prova del Nova, arriva un Atalanta con il dente avvelenato, Atalanta che comunque sarà poi impegnata giovedì nella Coppa, e speriamo insomma che le tossine si accumulino in modo positivo per noi, insomma, per evitare insomma che tutto quello che stiamo parlando adesso poi domenica, quando faremo il collegamento, sia l'esatto contrario. Parliamo adesso invece, sì. Dobbiamo dire anche un'altra cosa, che comunque sia l'Udinese in questo momento ha la possibilità, come abbiamo visto, di recuperare alcuni giocatori in infermeria, no? Perché insomma Davis mi pare che avrà ancora qualche problema, però ha recuperato Wallace per esempio, e quindi cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno dello spogliatoio c'era un po' di maretta. Vuol dire che Sotil aveva i suoi e quindi aveva fatto una cernita. Per esempio, anche il fatto di Pafundi, che l'ha fatto giocare in Coppa Italia, è una cosa molto importante, perché a mio modo di vedere Pafundi, se avesse giocato 20 minuti la partita con il Milan, forse qualche golletto in più arrivava, perché è uno che non fa vedere la palla quando ha la palla, e naturalmente è un giocatore giovane che va fatto anche giocare molto, perché insomma noi abbiamo degli esempi senza vedere i paragoni con Rivera e con i grandi Baggio e compagnia, ma che ha cominciato a giocare a 16-17 anni. Quindi, mentre all'estero abbiamo questo stile, dove insomma c'è qualche squadra che ha la media di 19, 20, 22 anni, noi abbiamo una media molto più alta, secondo me questa è la strada giusta. Ecco, volevo dire che per i fan di Bafundi ci sarà spazio. Chiaro. Senti, le note positive per quanto riguarda il calcio regionale arrivano di là del Timavo, no? Una Triestina che si sta comportando molto bene nel campionato di Serie C, un Tesser che come sempre ha dimostrato che è un mago un po' per quanto riguarda sia la cadetteria e sia la terza serie, e dunque chissà, magari anche da Trieste comincia. Poi i campionati sono lunghi, no? Tutti mi insegnano che tutto può succedere, nulla può accadere, però almeno una nota positiva arriva anche da Trieste, visto che secondo me la Triestina merita palcoscenici non di certo da terza serie. La città è una città di sport, è una città che soprattutto col calcio ha un suo legame molto particolare, un filo rosso, come si dice, col calcio nazionale. Nota purtroppo negativa invece è arrivata in settimana, non abbiamo scoperto l'acqua calda, però purtroppo la fine ingloriosa dei 100 anni del Pordenone, con il concordato saltato, di fatto che chiude, no, questa avventura centenaria dei Ramarri. Probabilmente ripartiranno con una nuova denominazione il prossimo anno, si parla di accordi col Fontana Fredda, insomma qualcosa bolle in pentola, però sta di fatto che la storia gloriosa del Pordenone è andata in bacheca ed è finita non di certo in gloria. Noi non vogliamo fare gli avvocati del diavolo, però sicuramente ognuno ha le sue colpe, ognuno le prenderà successivamente le sue colpe, perché se è vero che Lovisa aveva detto più volte io sono qua, fatevi avanti, è anche vero che dall'altra parte, oltre alle chiacchiere, mi sia consentito dire, nessuno ha avuto il coraggio di presentarsi da Lovisa, portare la valigetta con gli euro ben centellinati al suo interno e prendere in mano la squadra. Cioè soltanto attraverso la stampa, soltanto attraverso i social tutti volevano comprare il bene del Pordenone, però poi alla fine abbiamo visto che se non tiri fuori la pila non vai da nessuna parte. E su questo versante, possa piacere o meno, però almeno Lovisa, piace o non piace, la faccia ce l'ha messa, come viene da dire, no? E poi è molto difficile oggi, gli imprenditori hanno altre cose per la testa, e poi abbiamo visto anche in passato molti imprenditori non hanno
non hanno ritenuto di prendere in mano, per esempio, l'Udinese al tempo, no? Dopo Bruseschi, eccetera. E quindi io penso che la famiglia Pozzo vada ringraziata perché poi, sì, è chiaro, avrà fatto anche dei profitti, eccetera, ma insomma, si è messo la faccia, in qualche modo ci ha fatto vedere il calcio per tanti anni, oltre 30 anni, insomma, ad un livello eccelso, poi la storia dell'Udinese. Ecco, dispiace per la storia del Pordenone perché è una società, io ho avuto modo di testarla, una società molto organizzata, il tifo del Pordenone è particolare e comunque sia, io spero e faccio i migliori auguri perché il Pordenone torni a, come dici tu, a calcare i palcoscenici giusti, quelli che li competono, no? Così come la Triestina. Il Grezar era il grande, no, palcoscenico del tempo, poi il Rocco in questo momento secondo me è uno dei più bei campi che io ho avuto modo di calcare anche quel campo lì, è un campo veramente per il calcio, quindi meritano di tornare magari in Serie B e poi chissà, certo. magari salire, fare un derby straregionale non sarebbe male. Sì, magari fra qualche anno, insomma, no? Nella Qualche anno. speranza che tutto ciò accada. Sì, sì, sì. Senti, poi chiudiamo la parentesi calcistica. Ieri sono stati sospesi i campionati di dilettanti dall'eccellenza in giù, tante polemiche, però un'altra polemica clamorosa è arrivata in quel di Carlino, dove a fine partita, chiaramente non essendoci partita in corso in Friuli Venezia Giulia, molti appassionati di calcio sono scesi a Carlino per seguire le Ah, vicissitudini della squadra locale, purtroppo uscita sconfitta contro il Portogruaro. Ma la beffa delle beffe che i tifosi poi si sono trovati la multa sul parabrezza da parte dei vigili della polizia locale, che ha pensato bene, insomma, ha fatto il suo dovere, nessuno dice di no, però è venuta fuori una bella polemica e il presidente Zanutta, subito dopo aver appreso la notizia di questo spiacevole biglietto da visita, ha garantito a tutti: mandatemi pure le multe, perché queste figure di M non mi piace che vengano fatte, mandatemi pure a me che poi penserò io a saldare man mano quello che è questo disservizio creato da parte di chi magari poteva in un certo senso chiudere un occhio. È un modo per non incentivare, no, Enzo, poi la ah, gente ad andare allo stadio, perché qualcuno ha pagato anche il biglietto e tutto il resto, poi insomma se non ci sono parcheggi dove metti la macchina? Nel mare? Punto di domanda. intanto il salasso che avrà il presidente del Zanutta, insomma, sarà un salasso anche importante, comunque sarà un'operazione simpatia, ma vedere, è comunque una sponsorizzazione culta, tra virgolette, naturalmente. E quindi bravo al presidente Zanutta che si è messo in gioco in questo modo. È chiaro che le amministrazioni comunali fanno il loro dovere, come hai detto tu, però qualche volta il buon senso dovrebbe in qualche modo far capire che in certe occasioni, come sono le sagre, versari, e anche in questo caso magari un occhio poteva essere in qualche modo chiuso, senza fare omissioni, magari cercare di tenere le macchine oppure multare solo quelli che erano proprio in Sì, grave proprio violazione. i casi Ma estremi, comunque insomma. da utenti, da tifosi la ragioniamo così, certamente il vigile Certo. urbano ha fatto il suo lavoro, insomma, c'è niente da fare. Sì, poi pensare male non costa nulla, no? Diceva qualcuno, no? Sì. Forse anche un invito a dire dall'altra parte: boh, adesso se andate su e portate gente, andate a giocare da un'altra parte. Questo, ripeto, pensare male non costa nulla, è gratis. Noi non Sarebbe, pensiamo, ci auguriamo che ciò non sia vero, ecco, ci auguriamo che tutto ciò non sia vero. sarebbe una cosa spiacevole per Carlino, perché ovviamente Carlino vive naturalmente anche della pubblicità che gli fa la squadra, insomma, che è a grossi livelli, insomma, ecco. Certo. Naturalmente investe nel calcio oggi come oggi è un benemerito, perché insomma, a parte le nuove disposizioni, a parte il salasso che ogni presidente fa, naturalmente si ha la facoltà di farlo come Zanutta lo fa in qualche modo perché è un'azienda, eccetera. Però comunque è un sacrificio che si sposa con la passione, quindi Chiaro. ringrazio i presidenti che fanno questo lavoro, insomma. Senti, apriamo velocemente la pagina del basket, due buoni risultati su tre, ma una giocoforza doveva perdere. Bene Cividale che torna in auge, una bella partita di carattere e di grinta, e poi c'è stato il derby ieri tra Trieste e Udine, proprio deciso a fil di sirena. Deciso a fine di sirena, ho letto sulle cronache che in qualche modo sono aumentati gli udinesi per
un arbitraggio a senso unico nel finale, insomma, spiace perdere i derby all'ultimo secondo, no? Questo è evidente. Però ho visto che la squadra, almeno leggendo, ho visto che dei trailer, mi pare che risponde bene l'Apo, insomma, dovrebbe fare un bel campionato. Come un bel riscatto l'avrà anche la Gestico, perché ho visto che è un tifo veramente eccezionale, di grandissima passione, che proprio straborda, e quindi vuol dire che siamo una terra di basket. Io ti faccio una confidenza, sono stato presidente della squadra di basket femminile quando ero ragazza, quando abbiamo fondato la Libertas qui a Pasini Prato, e avevamo portato la squadra di basket femminile, allora molto forte, fino in Serie B, poi l'abbiamo regalata perché non avevamo il palasport, per cui il basket che continua adesso a Pasini Prato con ottimi risultati sempre dalle Libertas. Il basket a Pasini Prato in tutta la zona udinese, ma in tutta la regione, ha avuto un grandissimo successo e adesso torna, perché memoria della Snyder, del tempo, insomma, io penso che c'è una tradizione enorme, no? A Trieste, in tutta la regione, persino a Gorizia aveva una bella squadra di basket, e speriamo che qualche imprenditore magari si interessi, perché oltre allo sport in sé, questi sport, il calcio, il basket, avvicinano un po' anche le giovani generazioni, ma danno un po' quel senso di socialità che in qualche modo perdiamo quando stiamo molto, anche io faccio la colpa, davanti ai social, no? Ormai è una moda, perché quando ti arriva il tic vai a vedere, insomma siamo un po' schiavi, quindi magari andare a vedere una partita fa bene. Certamente. Andiamo a chiudere questa pagina sportiva facendo i complimenti a Sara Casasola, che nella gara elite femminile dell'Europeo di ciclocross si è aggiudicata la medaglia di bronzo, e insomma un bronzo importante per rilanciare un po' questo sport non solo a livello nazionale ma a livello internazionale. Sara Casasola, ricordiamo, di Maiano, che si è aggiudicata appunto la medaglia di bronzo nella gara elite femminile di ciclocross. Il CT unico della nazionale, ricordiamo, è Daniele Pontoni, pluricampione del mondo nel 92 come dilettante, quando vinse in quel di Leeds, e poi ricordiamo nel 97 a Monaco di Baviera invece si impose come elite professionista. Cosa vuoi aggiungere su questa bella impresa? Specialmente nella pedemontana la fa da padrona, perché abbiamo visto Buia, adesso che Maiano, eccetera, c'è una gara, insomma, no? E soprattutto anche il mondo femminile ha un riscatto nello sport eccezionale, e anche io direi decisivo in questo caso, no? Perché insomma è uno sport di fatica, uno sport specialmente, tanti complimenti alla neocampionessa, che sicuramente farà dei proseliti, perché si sa benissimo che quando un campione arriva dà anche questa area di popolarità a qualcuno, magari i ragazzi entrano e vogliono, è una cosa molto bella, insomma, complimenti ancora. Certo. Bene, direi che possiamo chiudere qui questo appuntamento dedicato allo sport. Noi torneremo domenica intorno alle 16, 16:15 in diretta per commentare con voi le fasi finali di Udinese-Atalanta, ore 15 Stadio Friuli, mentre noi saremo online intorno alle 16:10 con il sottoscritto in postazione e il buon Enzo Cattaruzzi allo stadio, no? È così, Enzo? Ma penso di sì, appena torno, sai che vado via un periodo, ma comunque... Sei in Germania, eventualmente, vabbè, comunque vada, noi saremo comunque presenti con le nostre dirette per quanto riguarda lo speciale dedicato all'Udinese, ripeto ancora, domenica ore 16:10 per la fase finale di Udinese-Atalanta. Ci auguriamo, insomma, io ho visto che sei tornato in TV e l'Udinese ha vinto. Abbiamo fatto queste prove, è andata bene, speriamo che vada avanti così, no? Va bene, dai. Bene, certamente. Bene, grazie agli amici vicini e lontani per la visione all'ascolto. Termina qui l'appuntamento con lo sport. Ulteriori news come sempre sui nostri siti friulitv.net oppure friuliplaytv.net, basta che cliccate insomma Friuli 2 TV. Mandi e alla prossima. Mandi.